Ma anche questa griglia può sembrare e poi si vede nell'altra stanza, ci sono delle foto dove si vedono le giovanette con queste maschere applicate. È un po' una rilettura di Arcimboldo, no? Con queste pietre applicate che diventano delle nuove maschere e creano queste feste mostruose. Poi c'è l'ultima opera che è sempre un collettivo, che è come una carta in cui l'eremita, diciamo, ha fatto il progetto poi della stanza che abbiamo visto di là, dove lui studia come fare poi l'ambiente. Ritorna da questa griglia poi le queste sono intervenute in maniera autonoma creando proprio immaginario.